Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, vediamo subito una nuova interessante partita. La partita in questione è stata giocata recentemente, no scherzo questa volta no, è una partita molto bella che ho visto qualche giorno fa. Con il bianco abbiamo il grande, o meglio con il bianco abbiamo il maestro internazionale, quasi grande maestro, e Ladron de Guevara Pinto, e in realtà è italo-spagnolo. Lo conosco personalmente, ragazzo simpaticissimo, quindi Paolo. E con il nero abbiamo il grande maestro peruviano Jorge Cori con ben 2690 punti. La partita è stata giocata 2 anni fa in occasione del campionato ibero-americano. La partita inizia così, quindi di 4 cavallo F6, C4 e 6 e dopo cavallo C3 il nero ha deciso di giocare alfiere B4, quindi siamo nel pieno della Nimzo indiana. Ci sono tanti modi per rispondere da parte del bianco, ma in questa partita è stato deciso di giocare E3, la cui idea è giocare spesso cavallo E2, quindi A3, e interrogare questo alfiere cercando di evitare i famosi pedoni doppiati dell'apertura, perché in questa posizione il bianco è ben disposto qualora il nero giochi in questo modo, perché dopo il cambio questo alfiere andrà in A3 e comunque il controllo delle case nere sarà molto forte per il bianco. E allora solitamente il nero aspetta che il bianco giochi a 3, ad esempio dopo Arrocco il bianco aspetta A3, perché dopo il cambio chiaramente il bianco perderà un altro tempo perché la casa A3 è occupata. Tornando alla partita, la partita è iniziata così, quindi a questo punto il nero ha giocato già una mossa molto interessante, C5. C5 ha l'idea di aggredire un po' il centro e cercare a volte di creare un pedone isolato. In che modo si vuole creare un pedone isolato? Dopo la cattura il bianco riprende e quindi nero riproporrà D5, cercando di fare qualcosa del genere. Quindi in caso di cavallo F3 potrebbe seguire catturo, arriva D5 e inevitabilmente questo pedone probabilmente in C4 verrà cambiato. O lo cambia il bianco e in questo caso il nero riprende col cavallo, oppure lo cambia il nero, ad esempio così, per giocare questa posizione. Qualcuno dirà, beh, forse non hai visto donna 4 scacco ti mangio l'alfiere. Ma in realtà in questa posizione non funziona, perché in caso di scacco con la regina in A4 seguirà semplicemente cavallo C6 difendendo lo scacco e di conseguenza difendendo l'alfiere. Tornando alla partita, quindi la partita è andata così, C5, cavallo E2 da parte del bianco, cattura in D4, riprendo e a questo punto D5. E come vi dicevo prima, l'intenzione del nero è quella di creare un pedone isolato, ma il bianco non è d'accordo, quindi il bianco spinge cavallo E4 per prendere spazio. E adesso alfiere D2 sulla scacchiera. Alfiere D2 è una mossa molto, molto interessante, sicuramente una mossa di sviluppo. Chiaramente vuole cercare di creare delle semplificazioni, perché sta creando una minaccia immediata. Dopo una possibile arrocco corto, che magari potrebbe essere la mossa più logica per il nero, seguirebbe la semplice cavallo per cavallo. A questo punto, dopo il cambio, il cavallo del bianco ritorna indietro, il bianco qui avrebbe guadagnato un pezzo. Quindi dopo alfiere per D2, cavallo cattura alfiere, donna riprende e cavallo C6 sulla scacchiera. A3 per interrogare quest'alfiere, ed è chiaro che se l'alfiere andasse indietro il bianco potrebbe inseguirlo, quindi faccio B4, ti mando indietro, tu vai indietro e io potrei insistere volendo anche giocando B5 per continuare a prendere spazio. In partita dopo A3 il grande maestro peruviano ha deciso di cambiare in C3 e a questo punto cavallo per C3, arrocco corto e alfiere 2. Alfiere 2 fa capire l'intenzione di voler arroccare corto, ma la mossa giocata in partita un po' sorprende, ha fatto cambiare in realtà l'idea e il piano al giocatore col bianco, quindi al maestro internazionale Ladron. La partita è andata così, quindi E5 vuole aprire il centro. Solitamente se il mio avversario è rimasto con il re al centro, la reazione immediata è più corretta, senz'altro l'apertura del centro. Quindi E5 è stata appena giocata, il bianco ha catturato e a questo punto D4 sulla scacchiera. Sono tutte mosse che obbligano il bianco a ritardare il suo arrocco, quindi sono mosse che hanno una sua sequenza logica, perché vogliono effettivamente ritardare lo sviluppo del bianco. Finché il bianco resta con il re al centro, il nero può tranquillamente avere un buon gioco. Donna D5 sulla scacchiera. Dopo donna D5 ci sono due pezzi
non difesi, quindi questa qui è una mossa veramente importante, e cavallo C7 è chiaramente la mossa che scacchisticamente si dice ok, è la mossa chiamata è cavallo C7, perché effettivamente è quella mossa che attacca immediatamente i due pezzi. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. L'idea, oltre alla minaccia su C5, è anche quella di catturare G2, ed effettivamente donna per G2 sulla scacchiera. Come potrebbe proseguire il bianco? Come può il bianco cercare un po' di iniziativa? La risposta è arrocco lungo. Dopo arrocco lungo vediamo un po' cosa succede, perché dopo arrocco lungo si sta guadagnando una mossa perché questa torre è sotto attacco, ma il bianco si prepara anche a impostare una sua strategia contro il re avversario, perché è chiaro che prima o poi giocheremo un torre G1 cercando di portare i miei pezzi in attacco sulla colonna. Quindi torre B8 giocata, torre G1 attacco la donna si dovrà spostare, ma non è chiaro dove, perché in caso di donna per H2 vi dico che tra le tante possibilità anche torre H1 seguita da torre G1 rientrerebbe tra le mosse logiche. Vediamo qualche variante. Quindi torre H1 catturo, torre G1, beh, questo cavallo non è difeso, donna per, e a questo punto donna H6 mossa inaspettata, minaccia due matti, minaccia donna per H6 e donna per H7 e donna per C7. In questa posizione il bianco riesce a vincere. In partita, dopo torre G1, il nero ha deciso di catturare F2. E adesso vediamo un po' la posizione. Il bianco ha una piccola iniziativa, si può immaginare che bianco stia attaccando sul lato di re, ha una colonna aperta, quindi dove ha messo la propria torre, e sicuramente questa torre dovrà essere aiutata da qualche altro pezzo, e probabilmente sarà la donna che andrà in H6 o in G5 per creare delle minacce di matto. L'altra idea potrebbe essere, ed è molto più difficile da immaginare, vedere dove realmente può andare questa regina nera. E in realtà non ha tante case, infatti poi in partita vi anticipo che è successo qualcosa per la quale questa regina ha sofferto un po' la mancanza di spazio. Il donna F2 ha un'idea. Donna F2 ha la semplice idea di giocare donna E3 alleggerendo la posizione, quindi cambiando le regine, e quindi il bianco ha giocato cavallo D5 per evitare questa idea. Cavallo per 5 sulla scacchiera, e adesso attenzione perché arriva una sequenza di mosse veramente bella. Donna G5, doppio attacco, minaccia matto, minaccia il cavallo. È possibile difendere? Sì, sicuramente non con la donna, perché non ci sono case su donna F6, seguirebbe la semplice cavallo per F6, e l'unico modo sarà questa qui. E adesso in questa posizione, per i più attenti, il bianco muove e vince. La mossa proposta è veramente difficile da immaginare ed è anche molto bella. La mossa giocata è stata questa. Una silenziosa torre G2 che attacca la donna. E questa donna dove potrebbe andare? Potrebbe andare in F5, ma seguirebbe cavallo E7 scacco. Il cavallo difensore del punto G7 non può catturare il cavallo bianco che difende la donna. Quindi cavallo E7 sarebbe vincente. Stessa situazione qualora questa donna da F2 andasse in H4. In questo caso seguirebbe cavallo E7 scacco, re si sposta, e cavallo per G6 scacco, dettaglio importante perché successivamente cattureremo la donna. Ok, una combinazione veramente bella da parte del giocatore con il bianco. Rivediamola dall'inizio. Quindi una Nimzo indiana abbastanza tranquilla, variante con E3, dove il nero ha giocato C5. Il bianco ha risposto con cavallo E2, e dopo questi cambi l'intenzione del nero è chiara. Il nero vuole cercare di creare un pedone isolato, ma il bianco non era d'accordo e ha giocato C5. Cavallo E4 sulla scacchiera, alfiere D2, cavallo per D2, donna per D2 e cavallo C6. In questa posizione il nero vuole cercare di spingere in E5 quanto prima, e quindi il bianco ha deciso di interrogare questo alfiere. Alfiere A5 potrebbe essere una possibilità non giocata, alfiere per C3 la mossa giocata, e dopo cavallo per C3 arrocco, alfiere 2 preparando l'arrocco corto, ed E5 la mossa logica. Quindi se il nostro avversario resta con il re al centro non dobbiamo fare altro che aprire il centro. Quindi E5 giocata, catturiamo, D4 attacco il cavallo che si sposta ancora. Adesso questa è una posizione senz'altro difficile, ci sono tante mosse da considerare. Donna D5 è la mossa giocata in partita che chiaramente si espone abbastanza a questo doppio, però è anche vero che se non giochiamo qualcosa di attivo da nero il cavallo
e bianco si colloca lì in D6 e nessuno riuscirà più a rimuoverlo. Quindi la partita continua, cavallo B5, donna D5 doppio, donna per G2, guadagno un tempo perché attacco la torre, ma adesso arriva una splendida a Rocco Lungo. Quindi siamo alla 16ª mossa, 4 mosse dopo che il nostro avversario ha messo il al sicuro, lo abbiamo sorpreso con questa mossa di Rocco Lungo. Torre G1, attacco la donna cattura in F2, vuole cambiare posizionandosi nei 3, cavallo D5 evita questo cambio e dopo cavallo per E5 inizia la combinazione. Donna G5, molto bella perché crea un doppio attacco, cavallo G6 è obbligata e dopo torre G2 la partita si conclude. La donna del nero in trappola perché non può più andare da nessuna parte, e così come vi mostravo prima, in caso di donna H4 seguirebbe cavallo E7 scacco, il re si sposta e dopo cavallo per G6 la partita si conclude con il guadagno della donna. Ok, spero che questa partita come sempre vi sia piaciuta, ricordate di commentare, seguire il canale e come sempre nella descrizione del video trovate maggiori dettagli. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!